Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda lo spazio informativo live su friulitv.net. Un uomo di circa 70 anni è stato soccorso questa mattina dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta sulla neve che si è verificata nel comprensorio sciistico Ravascletto-Zoncolan nel territorio comunale di Sutrio. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza da Tolmezzo e l'elisoccorso. Sul posto anche il personale del soccorso piste. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato in volo all'ospedale di Udine dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Ci spostiamo a Gorizia per gli auguri del sindaco Rodolfo Ziberna. Desidero davvero con tutto il cuore, a nome di tutta l'amministrazione, augurare a tutti voi, ai vostri cari, ai vostri amici, ai vostri colleghi, davvero un periodo di festività natalizie, di fine anno, inizio anno, soprattutto che siano serene, che consentono dopo anni terribili, dal Covid, alle inondazioni, agli incendi sul Carso, a mille altri problemi che hanno creato davvero serie di difficoltà a tante famiglie, problemi economici, problemi di lavoro. Ecco, la mia speranza è che questo periodo possa portare un po' di serenità a tutti e ovviamente cercando che nel 24 un miglioramento della situazione di ciascuno di noi. Noi ce l'abbiamo messa tutta come servizi, come clima natalizio che abbiamo cercato di apportare nella nostra città. Per chi non è di Gorizia, venite a Gorizia perché cerchiamo di darvi una mano nel rasserenarvi. Tanti auguroni, buon Natale. Una persona è stata soccorsa nella tarda mattinata di oggi dal personale sanitario per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo la viabilità sterrata che corre parallela alla superstrada Cimpello-Sequals all'altezza di un allevamento ittico nel territorio comunale di Zoppola. Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il conducente di un mezzo pesante ha perso il controllo e si è ribaltato subito dopo. La persona alla guida è rimasta incastrata all'interno ed è stata liberata dai vigili del fuoco. Il personale sanitario ha preso in carico l'infortunato che è stato trasportato in ambulanza a Pordenone con ferite per fortuna non gravi. Oltre 60 soci ed autorità civili e militari hanno partecipato alla tradizionale serata di auguri presso la sede di Gemona del Friuli dell'Associazione Nazionale Carabinieri. La serata, dopo i saluti delle autorità e del presidente di sezione Maurizio Bertoni, che ha illustrato l'attività svolta nel corso dell'anno, è stata caratterizzata dalla premiazione dei soci partecipanti a Telethon 2023. Con la benedizione del frate priore del santuario di Sant'Antonio si è proseguiti alla degustazione dei prodotti friulani preparati per l'occasione. Da remoto si è collegato il presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri di New York, Antonio Ferri, per uno scambio di saluti ed auguri tra le due sezioni amiche. Chiudiamo qui questa edizione live, non ci sono ulteriori notizie da aggiungere, chiaramente le altre news sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu.